La Camedosson, reduce da 9 risultati utili consecutivi, insegue il 10° nel derby veneto contro l'Ital Coffee Petrarca. All'andata a Padova la formazione guidata da Luca Giampaolo si impose con un secco 5-2, quindi qui in casa dossonese c'è voglia di riscatto. E allora andiamo quindi a leggervi le distinte delle due formazioni che hanno appena fatto il loro ingresso sul campo del Paladosson, e partiamo dalla formazione ospite con il numero 3 Cividini, con il 4 Dudo Costa, con il 5 Bargellini, col 6 Del Pizzo, con il 7 Alba, con l'8 Schacker, col 10 De Luca, con l'11 Di Sarò, col 12 Vitale, con il 15 Nicolazzi, con il 16 Superbo, con il 18 Beretta, con il 19 Moretti, con il 21 Vinicius Sardella. Andiamo a leggervi anche la formazione, la distinta della formazione di casa, col numero 1 Pietrangelo, col 2 Belsito, con l'8 Ugherani, col 9 Giuliato, col 10 Juan Fran, con il 12 Giappa, con il 15 Bertoni, con il 17 Igor, col 19 Azzoni, con il 20 Grippi, con il 21 Murillo, col 22 Ditano, con il 25 Azzalin. Gli arbitri di questa partita sono Fabio Rocchio De Pasquale, proveniente da Marsala, e Massimo Tariciotti di Ciampino. Il crono è affidato a Angelo Tasca di Treviso. La classifica vede dopo 17 giornate la Came al quarto posto con 36 punti, risultato di 11 vittorie, 3 pareggi e 30 sconfitte. Sono 66 le marcature realizzate sino ad ora dal quintetto di coach Rocha, mentre 47 quelle subite. 11ª piazza invece per il team dei Tuttoneri, che quest'oggi vedete indossano una divisa completamente rossa. Per il team di Tuttoneri 15 punti ottenuti grazie alle 4 vittorie, 3 pareggi e 10 KO. A tutto il pubblico presente di osservare un minuto di raccoglimento in memoria di Antonio Capuozzo e di Giovanni Custodero, scomparsi prematuramente. Ecco, come avete potuto osservare, quindi un minuto di silenzio in ricordo di 2 giocatori scomparsi prematuramente questa settimana. Si diceva, per quanto riguarda le statistiche, solo 38 i gol segnati dalla formazione padovana, mentre hanno dovuto incassare 65 reti. Le due formazioni sono già pronte per dare inizio a questo match. È tutto pronto per il derby tra Came e Petrarca. Ecco il via di questa partita con il primo tentativo da parte di Murillo, che è andato direttamente sul fondo con il suo sinistro. Sono passati ovviamente pochissimi secondi, 6 per la precisione con questo rilancio in avanti, l'anticipo in difesa di parte di Igor, il pallone che finisce fuori dal campo, dal rettangolo di gioco, con la possibilità di iniziare quindi questa fase d'attacco a favore della formazione del Petrarca. Il pallone che è completamente sbagliato, chiedeva il servizio verso Del Pizzo, ma è finito praticamente addosso al nostro tavolo, vicino alla nostra postazione, a fianco a quella del crono. Tiago Grippi, Igor, Murillo, prime fasi della partita, con il pallone che finisce deviato fuori dal campo a favore quindi ancora della formazione di casa. Murillo dà indicazione ai propri compagni e tiro
diretto verso la porta difesa da Moretti da parte di Tiago Grippi. Ricordiamo 16 reti per il giocatore con la maglia numero 20 sino ad ora della Kame. Igor, ancora per Tiago Grippi, il tiro è ancora, è costretto a alzare sopra la traversa l'estremo difensore del Petrarca. È iniziato davvero alla grande la partita di Tiago Grippi, che ha voglia evidentemente di aumentare il proprio score personale. Ancora una volta Tiago Grippi, questa volta centrale, ancora una volta il pallone da parte di Del Pizzo messo in angolo. 3 corner battuti consecutivamente da parte della formazione della Kame Dossone in questi primi 45 secondi di gioco. E ora ci prova Murillo, ma questa volta con il sinistro, il numero 21 calcia il pallone direttamente sul fondo. Già diverse azioni pericolose a favore della Kame in queste prime battute di gioco. Intanto c'è il primo fallo commesso dalla Kame. È caduto a terra il giocatore del Petrarca, che ora batterà il calcio di punizione, deve fare arretrare il punto di battuta. L'arbitro di conseguenza qualche centimetro più indietro per il pressing da parte della Kame. Il passaggio per Cividini che cerca di saltare Igor, poi l'intervento ancora falloso dello stesso Igor sul numero 8 Schacker, e quindi azione interessante che si stava sviluppando dalla parte destra dell'attacco della formazione padovana, che ha la possibilità di battere questo calcio di punizione dopo 1 minuto e 4 secondi di gioco, con il risultato che è ancora di 0-0, ma c'è questa ghiotta occasione. Vediamo Del Pizzo più a sinistra, intanto c'è il tiro diretto dello stesso numero 6 con il pallone che è finito fuori. Probabilmente c'è stata anche una deviazione, ma non è stata vista dagli arbitri, e quindi c'è la rimessa in gioco a favore della Kame, ancora con Murillo. Il pallone è recuperato da Igor, dato allo stesso Murillo. Murillo, Grippi con il corpo chiude la porta, l'estremo difensore del Petrarca. Poi ancora a Grippi, va vicino alla marcatura. Continuano intanto le proteste da parte della panchina del Petrarca per le decisioni precedentemente assunte dagli arbitri. Altro tentativo da parte di Grippi, che non ci pensa su un attimo per tentare di tirare appunto direttamente verso la porta avversaria. 1 minuto e 27, abbiamo già visto molte azioni importanti, soprattutto da parte della Kame, e che ora cerca nuovamente di rendersi pericolosa. L'anticipo di Del Pizzo su Giappa, il numero 12, che ha la possibilità quindi di rimettere il pallone in gioco. Siamo vicini alla porta del Petrarca, pallone dato lateralmente per Igor, all'indietro per Murillo. Il sinistro per Giappa che non chiude bene la sfera. Alba si allunga il pallone. Dopo un controllo errato da parte dei giocatori della Kame, la fase difensiva è riuscita a chiudere le velità di questo contrattacco da parte del Petrarca. Ancora Schacker, pallone in mezzo messo fuori da Igor, che ha voluto togliere ogni pericolo all'interno della propria area di rigore. Rimessa laterale, vediamo Bertoni che con le mani concede la sfera al numero 6 Del Pizzo, che la dà velocemente a Schacker. Pallone all'indietro per Moretti, il portiere scarica verso Alba. Ancora difficoltà nel gestire questo pallone da parte della formazione di Giampaolo, che restituisce quindi la possibilità di nuovo attacco alla Kame con Murillo. Giappa
Sbagliato il passaggio interno per Murillo, ma ha recuperato, si lotta sul centrocampo con questo pallone che viene dato all'indietro a Igor Grippi. Ancora passaggio sbagliato, la chiusura di Cividini che è ora in possesso della palla, controllato da Tiago Grippi e poi spara via Pietrangelo in rimessa laterale. Tutto questo quando sono passati 2 minuti e 40 dall'inizio del match. Alba per Cividini, il tentativo e poi c'è il rinvio immediato dalla difesa della Came con Moretti che lascia andare il pallone, controllato ora da Del Pizzo, all'indietro per Alba, si fa vedere Dudu Costa, spalle alla porta il giocatore del Petrarca che riceve la spinta, si arrabbia Roscia per quanto ha combinato in campo Tiago Grippi. Non voleva assolutamente questo fallo, anche perché si tratta del terzo fallo in appena 3 minuti e 11 secondi. Siamo già a una situazione importante per quanto riguarda la questione dei falli, con la Came che ne ha appunto già commessi 3. Dudu Costa è pronto alla battuta, vedremo se in realtà ci sarà un passaggio ai compagni. Infatti è così, il mancino provato da Del Pizzo, la ribattuta che però finisce su Alba. Ancora alta prova di Vinicius, cade a terra ora Giappa, fa segno di l'ok. Vinicius Sardella, autore sino ad ora di 2 gol stagionali. Giappa, spalle alla porta, si gira il sinistro, classica azione da pivot che usa il corpo, poi all'improvviso si gira con il suo mancino, pronto nuovamente alla ribattuta Moretti. Grippi per questa volta Giappa che non arpiona il pallone. Del Pizzo ancora il servizio per il numero 6, uno dei giocatori più attivi abbiamo visto in questi minuti di gioco, con classe. Cividini cerca uscire dal pressing, su di lui c'è Murillo, poi cede al consueto Del Pizzo, tutto solo quasi davanti al portiere, con la possibilità da parte del tiro successivo di Vinicius Sardella che spreca una ghiotta occasione a favore del Petrarca. Si era trovato in inferiorità numerica in questa fase di gioco la formazione della Came Dosson, grande pericolo per il quintetto di Roccia. Giappa, Tiago Grippi per Igor sulla linea del fallo laterale, poi il pallone rimane in campo, lo recupera Moretti. Ancora pressing altissimo, Murillo, il pallone che va a finire sul cerchio centrale del campo dove è posizionato Giappa. Igor, all'indietro ancora per Giappa, il tiro e ancora il tentativo dalla distanza di Grippi. Sono quasi passati i primi 5 minuti di questo primo tempo. Avete visto la ribattuta di Grippi, è entrato in campo nel frattempo anche Vitale, il laterale, che riceve il pallone, su di lui c'è Grippi, mantiene la sfera all'interno del campo, poi favorito da un rimpallo che permetterà a lui stesso di recuperare il pallone e di rimetterlo in gioco. Eccolo qui, il numero 12 Vitale guarda la disposizione dei propri compagni, poi c'è questo tentativo di Alba che ha cercato di far proseguire il pallone sul filo del fallo laterale Cividini, però non è riuscita questa sortita in attacco da parte della formazione petrarchina.
Tiago Grippi, Murillo, ancora per Igor, Giappa, lo scarico all'indietro per Tiago Grippi, ancora per Giappa, Tiago Grippi, Igor, su di lui Vitale, Murillo costretto a tornare indietro, a cedere il pallone a Pietrangelo, parte il conteggio dalla parte dell'arbitro e il pallone poi gestito male di coscia da parte di Alba, con la possibilità di questa rimessa in gioco in fase d'attacco da parte della Came, quando sono passati 5 minuti e mezzo, poco più dall'inizio del match, con il risultato di 0-0 e 3 falli commessi dalla Came, 1 commessi dal Petrarca. Tiago Grippi cerca di trovare in area di rigore Giappa, che poi tocca il pallone però debolmente sul primo palo, è pronto Moretti, pallone troppo lungo invece dall'altra parte per Vitale. Igor, Murillo, pallone per Igor che cerca in velocità di sorprendere Shaker, che però allunga il pallone fuori, lo anticipa. Dopo 6 minuti di gioco questa possibilità da parte della Came, ancora con Tiago Grippi che per l'ennesima volta guadagna il corner, questa volta dal settore di destra rispetto al fronte d'attacco della compagine bianco-blu. Con calma Murillo mette il pallone a terra, poi la grande rincorsa di Igor, tipica azione sparata il destro del giocatore con la maglia numero 17, autore fino a questa stagione, in questa stagione di 5 reti, e ora entra anche Ugherani, eppure Belsito usa appieno tutta la panchina questa sera in questo turno infrasettimanale del massimo campionato di Serie A, coach Roscia. Tanto si parlano il giocatore Cividini con l'arbitro. Belsito, l'italo argentino, da per Ugherani, uno dei giocatori nel giro della nazionale assieme ad Azzoni, anche se qualche settimana fa sono stati convocati per un raduno diversi giocatori, anche altri giocatori della Came oriundi. Ugherani sbaglia il passaggio, il numero 8 della Came, con il pallone che finisce fuori dal campo. Siamo ancora sullo 0-0, non si sono ancora giocati 7 minuti, stiamo verso lo scadere del 7° minuto. Era partita molto bene la Came, poi il Petrarca ha preso evidentemente le misure e sta facendo soprattutto la formazione padovana la partita. Il tentativo ottimo da parte di Del Pizzo, che stava per sorprendere in uscita a Pietrangelo, che è stato costretto a mettere il pallone in velocità in angolo. La bordata di sinistra provata da Cividini con il pallone che è finito sulla parte del tetto del paladossone, quindi ci sarà la rimessa laterale. E riparte dalla propria tre quarti col pressing provato da Ugherani, si mette sulle linee di passaggio il numero 8 per impedire un facile svolgimento iniziale dell'azione del Petrarca. Poi riprova in velocità, ma ancora il pallone alto, e questa volta vediamo che il fallo era stato commesso, anzi vediamo se si è trattato di fallo. No, è semplice rimessa laterale, quindi la situazione dei falli non cambia.
Juan Fran per Ugherani, pallone per Belsito, Azzoni, lo scarico per Ugherani, nuovamente per Juan Fran, Azzoni cerca di accentrarsi, parte il tiro, quasi un servizio che poteva arrivare verso Juan Fran, che poi prova con un guizzo a mantenere il pallone in campo, non ci riesce. E a 12 minuti e 15 secondi dal termine del primo tempo vediamo questo rilancio di Moretti che finisce direttamente tra le braccia di Pietrangelo. Belsito, ecco, vediamo Juan Fran che dopo aver puntato Del Pizzo ha deciso di ridare il pallone all'indietro per Belsito. Azzoni, ancora difficoltà da parte della Came a trovare il giusto pertugio. Ecco Azzoni all'interno dell'area di rigore, anticipato nuovamente dall'ottimo Del Pizzo, che sta controllando praticamente ogni iniziativa da parte della Came. Ecco Ugherani prova a girarsi, Ugherani anche un po' strattonato, dobbiamo dire, gli arbitri lasciano proseguire. Si è vista proprio allargare letteralmente la maglietta del numero 8, poi dall'altra parte arriva il pallone a Pietrangelo. Azzoni, Belsito, Juan Fran, ancora Belsito, il difensore a disposizione, uno dei difensori di ruolo, diciamo così, a disposizione di Rocha. E intanto c'è la richiesta del time out da parte della formazione ospite, time out che arriva in questo istante, praticamente dopo 8 minuti e 54 secondi di gioco, con il risultato di 0-0. E vediamo i risultati dagli altri campi per questa 18ª giornata del massimo campionato di calcio a 5, come di consueto in diretta su PMG Sports Futsal, e questa partita in diretta anche su Repubblica.it. Allora andiamo a vedere appunto i risultati dagli altri campi. l'Acqua e Sapone sta vincendo 4-1 contro il Silvertel Aniene. L'Ital Service Pesaro è in vantaggio per 5-1 contro il Reale Arzignano, che era anche passato in vantaggio. 1-1 tra Latina e Sandro Abate Avellino. 7-5, tantissime reti tra il Real Rieti e il CDM Futsal Genova. Il signor Prestito CMB è in vantaggio 2-1 contro il Caos Mantova, e 3-3 tra il Todis Lido di Ostia e il Colmax Pescara. Unica partita ancora che siamo con le cosiddette reti inviolate è questa qui, quella che state seguendo. Abbiamo visto quindi l'intesa da parte del coach del Petrarca con i propri giocatori, il coach Petrarca che è andato a disegnare le varie situazioni tattiche. Intanto ci prova Belsito, si butta a terra per mettersi sulla traiettoria per spingere il pallone, il solito Del Pizzo, onnipresente. Ugherani va in cerca del pallone, lo mette sul corner, e poi un rimpallo che favorisce Belsito. Juan Fran è bravo a recuperare il pallone. Juan Fran per Belsito, parte il tiro, un pallone troppo alto e quindi c'è la possibilità di ripartire da parte di Del Pizzo per Cividini. Ancora pallone che è sbagliato, questa volta manovra sbagliata della formazione petrarchina, e quindi la rimessa in gioco a favore della Came. Ugherani, Juan Fran per Ciapa, scarica sulla destra, pallone intercettato, rimessa in gioco. Ciapa per Murillo, Juan Fran per Ciapa che ha cercato di sorprendere
subito sul primo palo il portiere avversario, non c'è riuscito per un soffio, e quindi nuovo corner a favore della Kame. Tiago Grippi, pallone che poi rimane in campo, è clamorosa questa sponda provata di testa da Giappa per Murillo, che per poco non è riuscito a sorprendere il portiere, però che è stato molto bravo a recuperare il pallone. È data vicinissima alla marcatura la compagine trevigiana sul risultato ancora di 0-0. Intanto il primo quarto di partita se n'è andato e Igor prova il slalom, le sta provando tutte, ma l'ottima chiusura da parte di Alba. Si fanno sentire dal punto di vista fisico i giocatori della squadra ospite. Pallone in mezzo, Giappa un po' ciabattato a questo rinvio, però dall'altra parte la chiusura dello stesso Giappa sull'incursione di Dudu Costa, il giocatore del Petrarca che in questa stagione sino ad ora ha realizzato maggiori reti per la propria squadra, 12 per l'esattezza, ma sino ad ora questo dato né da una parte né dall'altra si è andato ad aggiornare. Vediamo che ci prova il Petrarca, pallone calciato che supera tutta, diciamo, l'area pericolosa con una deviazione da parte dei giocatori della Kame, e vediamo Alba, poi il pallone ancora rinviato fuori. A 9:30 dalla fine del primo tempo si fa vedere Cividini che non ci pensa due volte per cacciare verso la porta di Pietrangelo, però pallone che viene deviato in corner con Del Pizzo che rimetterà in moto l'azione degli ospiti con l'intervento di Pietrangelo. Poi altro tentativo dalla lunga distanza provato da Cividini, che ora si porta dalle parti di Igor che lo francobolla per non dargli spazio ovviamente. Eccolo qua infatti il controllo tra i due con Igor che sembra avere la meglio, poi commette fallo il giocatore del Petrarca, e quindi andiamo a aggiornare per quanto riguarda le statistiche dei falli. Questo è il secondo fischiato al Petrarca, mentre ricordiamo ben tre proprio, diciamo, raccolti ad inizio partita, quelli della Kame. Intanto stanno parlando l'arbitro e il numero 7 della Petrarca Alba, si sono capiti. Riprende il gioco con Igor che guarda in avanti, poi decide di dare il pallone laterale a Murillo. Da questa parte c'è Grippi, eccolo servito. Igor, parte il tiro e aveva dato quasi la sensazione di essere riuscito a trovare la rete, invece non è così. Il pallone che ora viene rimesso in gioco dopo questa sortita non riuscita da parte del Petrarca, invece da parte della Kame. Tiago Grippi, Murillo, Igor per Murillo, e il buono il passaggio filtrante per Igor che si è trovato a tu per tu con Moretti, che è stato bravo a spazzare questa iniziativa del numero 17. Però ottima ancora una volta l'occasione costruita dalla Kame, che sino ad ora ha costruito alcune occasioni importanti. Intanto c'è un fallo assegnato ai giocatori della Kame, si tratta del quarto fallo a 8:27 dal termine della prima frazione di gioco. Vitale, Tiago Grippi, ancora provano dalla distanza. Sono davvero moltissime le volte che i giocatori di Silvio Roscia hanno provato dalla lunga distanza di sorprendere Moretti, ma non ci sono riusciti. Vediamo che accade. Il pallone deve essere rimesso in gioco velocemente.
chiede pressing alto coach Giampaolo ai propri giocatori. Vediamo che rimangono quindi in zona avanzata il solito Del Pizzo, che è veramente ovunque. Poi Vinicius Sardella, pallone che è recuperato da Alba per Vinicius, che non riesce ad addomesticare bene la sfera. Thiago Grippi, Igor per Giappa, prova a girarsi, pallone ritorna a Giappa, Thiago Grippi altissimo. Ancora una volta innumerevolissime le azioni, i tentativi di tiro verso la porta avversaria da parte della Kame, davvero moltissime. Murillo per Giappa, pallone che arriva a Giappa e grandissimi riflessi da parte del portiere avversario, e poi il solito tiro altissimo da parte di Igor. Ma ancora una volta in realtà le azioni più pericolose la Kame le ha costruite proprio vicino alla porta avversaria, all'interno dell'area di rigore, e in qualche occasione è stata soprattutto la bravura di Moretti e forse la poca incisività da parte dei giocatori della Kame a far sì che il risultato attualmente sia ancora di 0-0 a 7 minuti e 30 dal termine del primo tempo. Del Pizzo, pallone sui piedi di Alba, ancora ci riprova Cividini, Thiago Grippi, il pallone all'indietro, parte il count dell'arbitro e poi la presa alta dall'altra parte del numero 19 Moretti, numero 19 il numero del portiere del Petrarca. Schacker, Petrarca Italian Coffee, lo sponsor Italia Coffee sulle maglie della formazione padovana, che sta cercando di ripartire, però all'ottimo anticipo di Igor e il sinistro, e questa volta il incrocio dei pali colpito da Igor, e poi arriva anche il quinto fallo. Sì, e si tratta del quinto fallo. Si alza il braccio del crono e quindi sarà esposto anche il cartello rosso con lo numero 5 falli per la Kame a 6 minuti e 43, ma avete potuto constatare ancora una volta la grande pericolosità da parte della Kame, che ha sfiorato ancora una volta il gol del vantaggio con un ottimo tentativo da parte di Igor. Però attenzione, dall'altra parte ci riprova la formazione ospite, è stato colpito proprio l'incrocio dei pali nel vero senso della parola dal numero 17 della Kame. Ecco qua Igor, è entrato anche in campo Bertoni. Forze fresche per la formazione di casa, un urlaccio da parte di Rocha, che non ha visto movimento da parte dei propri giocatori. Bertoni fa carambolare il pallone sulle gambe di Alba, e così da far guadagnare alla propria squadra questa rimessa dal fondo a 6 minuti e 08. Igor per Thiago Grippi, Bertoni, il piatto destro per Igor, ancora per Giappa e parte il tiro, ancora sfiorato il gol da parte di Igor, che vuoi per imprecisione, vuoi per bravura del portiere avversario, vuoi per la sfortuna dell'incrocio dei pali, non è riuscito sino ad ora a trovare la gioia personale, che coincide ovviamente con quella della Kame Dawson. Thiago Grippi, rimbalzo, attenzione, pallone che rimane al limite dell'area di rigore, poi messo fuori dai difensori del Petrarca, e quando la Kame accelera riesce decisamente a far dare problemi alla fase difensiva del Petrarca. Igor
Igor perde il pallone, attenzione, ghiotta occasione per il Petrarca, ma la ottima chiusura di Pietrangelo che non si fa superare, ha sprecato davvero una ghiotta occasione la formazione ospite su questa indecisione da parte di Igor, che abbiamo apprezzato in altre occasioni, ma questa volta sicuramente no, perché si è fatto rubare il pallone. Ottima invece l'iniziativa da parte del Petrarca. Bertoni ancora per Igor, lungo rilancio che finisce direttamente fuori a 5:29. Vediamo Bertoni con il capitano del Petrarca, vale a dire Dudu Costa, che ha dato il pallone allo stesso Bertoni. Poi c'è Giappa cerca di andare sulla linea del fondo, il pallone in mezzo, la chiusura della difesa del Petrarca che prova a partire in velocità di rimessa, perde il pallone. Dall'altra parte ancora il tentativo di Schacker che cade a terra, ma quando la sfera aveva già oltrepassato la linea, e quindi mancano 5 minuti e 5 secondi al termine del primo tempo, risultato di 0-0, partita apertissima tra le due formazioni venete. Ricordiamo che l'altra è l'Arzignano, è fatalità, 2 derby consecutivi per la Came. Dopo aver battuto ad Arzignano la formazione, diciamo, vicentina, ora sta cercando in tutti i modi di sfruttare il fattore casalingo, come sta cercando di sfruttare il suo tiro Igor, che non è riuscito ancora una volta a portare in vantaggio la Came. Vinicius sul cerchio centrale del campo, il pallone all'indietro per Del Pizzo. Sono curioso di vedere quanto ne avrà di energia il giocatore numero 6, perché sta correndo veramente come un dannato. Infatti vediamo che forse quasi ascoltandoci Giampaolo decide di mettere in campo al suo posto Alba. Murillo, Bertoni, ancora per Murillo, bel sito, il numero 2 per Bertoni, ancora per Belsito, Azzoni, Murillo, Bertoni, pallone per Belsito, cerca movimento, cerca velocità la formazione di casa con Murillo, cerca di far muovere la fase difensiva, i 4 giocatori di movimento, la compagine bianco-blu della Came. Ci prova ora con Bertoni, bel sito sulla destra per Murillo, cerca di saltare Vitale che gli spinge il pallone e lo mette in rimessa laterale, poi il tiro, il solito diagonale con solita deviazione e il solito corner a 3 minuti e 35 dal termine del primo tempo, con il risultato di 0-0, 5 i falli commessi dai locali, 2 dagli ospiti, e arriva la rete! Bertoni tutto solo davanti alla porta, la sblocca! E quindi, sfruttando l'ennesimo angolo, la formazione di casa è riuscita a portarsi in vantaggio a 3 minuti e 34 dall'intervallo. Si sblocca il risultato con Bertoni che ha realizzato il suo quinto gol stagionale. Come di consueto l'urlo dello speaker e l'urlo anche da parte nostra a sottolineare questo vantaggio della compagine trevigiana, una partita assolutamente non semplice, nella quale la Came ha avuto sì molte occasioni, ma non è riuscita a sfruttarla. Intanto pressing e costretto quindi a mettere il pallone Moretti in angolo a 3:19. E vuole il time out Roscia e arriva immediatamente sulla richiesta nei riguardi del crono che è qui a fianco a noi. Ricordiamo
il crono, non ha fatto tanta strada. Comunque Angelo Tasca è di Treviso, diciamo in provincia di Treviso. Intanto vediamo i due arbitri che controllano la disposizione delle due formazioni che sono in campo in questo time out. Andiamo anche a vedere i risultati dagli altri campi sfruttando questo time out. Acqua e Sapone 6, Sibertella Aniene 1, Came d'Ossona appunto 1-0 contro Linea Coffi, Ital Service Pesaro 7, Reale Arzignano 1, Latina in vantaggio 2-1 contro il Sandro Abate Avellino, Real Rieti 7, Genova 5, Signor Prestito CMB 5, Caos Mantova 3 e il Colmarx Pescara sta vincendo sul campo del Todis Lido di Ostia per 4-3. Abbiamo visto quindi le indicazioni di Silvio Roscia su quello che dovrà essere la ripresa del gioco e soprattutto l'andare di questi ultimi 3 minuti e 19 secondi di questa prima frazione di gioco dopo essere passati in vantaggio. Lo ricordiamo ancora una volta con la rete di Bertoni. Intanto c'è questo angolo, pallone all'indietro per Belsito e vediamo il portiere di movimento, un'usanza da parte di Silvio Roscia, quello di voler difendere, diciamo, attaccando, sfruttando il power play in questi ultimi 180 secondi di gioco di questa prima frazione tra Came e Italian Coffee Petrarca sul risultato di 1-0. Belsito con il ritmo del tamburo della curva della Came d'Osson. Stiamo osservando questo giro palla da parte della formazione di casa. Murillo, l'uomo più avanzato del Petrarca in questo istante è Dudu Costa. Ulteriore pressing da parte di Vitale e la girata tentata da Giappa su questo primo tentativo in pressing da parte degli uomini di Giampaolo. Il pallone per Giappa in buona posizione. Il tentativo del numero 12 non è andato a buon fine e quindi ora c'è il Petrarca. Belsito, pallone che carambola sui piedi sui giocatori, c'è stata una chiara carambola. Intanto vediamo Tiago Grippi per Murillo. Belsito, passa il tempo, vediamo che c'è l'avanzamento di Del Pizzo, non sa cosa fare, poi il rilancio con il tentativo e poi Giappa e ancora la rete! Il settimo sigillo stagionale di Ugherani che raddoppia in questa partita il vantaggio della Came d'Osson a 1,43. E dal punto di vista tattico davvero interessante quanto abbiamo visto in questa situazione, perché in pratica la Came d'Osson ha aspettato che ci fosse un pressing un po' più alto. Abbiamo visto qualche secondo tenere il possesso di palla Belsito e poi appena visto che stavano avanzando i giocatori avversari ha lanciato, c'è stato un colpo di testa da parte del portiere, poi il primo tentativo di Giappa e sulla ribattuta la rete di Ugherani per il 2-0 ora a 1 minuto e 36 secondi dal termine del primo tempo. Ci prova il Petrarca a ridurre le distanze prima del termine di questi primi 20 minuti di gioco. Una partita che si è movimentata dal punto di vista del risultato proprio nelle ultime fasi
di questo primo tempo. Intanto c'è un'entrata scomposta di Del Pizzo e evidentemente è aumentato il nervosismo all'interno delle file del Petrarca, perché ovviamente si è visto con questa tattica del portiere di movimento. Eccolo, stiamo rivedendo sostanzialmente quasi fosse un replay dell'azione che ha portato al gol. Questa volta c'è la chiusura di Thiago Grippi e poi la chiusura fuori di Murillo. Il tentativo pericoloso ancora una volta del Petrarca, che non è riuscito a sfruttare con Del Pizzo la possibilità di trovare la rete a 66 secondi dal termine del primo tempo. Gara piena di episodi, certamente dal punto di vista tecnico molto piacevole, anche dal punto di vista, avete visto, tattico. Con quale esperienza Rocha si è riuscito a far uscire dal proprio guscio il Petrarca e infilarlo per la rete del 2-0. Pallone calciato altissimo, finisce sulla rete di protezione dall'altra parte a 46 secondi dal termine del primo tempo. Pallone che ora verrà gestito per questi ultimi scampoli di primo tempo dalla formazione tutta rossa, anche se sarebbero i tutto neri del Petrarca. Passaggio sbagliato, troppo lungo per Del Pizzo. Comunque abbiamo ribadito durante la marcatura che questo si è trattato qualche minuto fa del settimo gol di Ugherani, un inizio di stagione di rodaggio, e poi sta facendo vedere insomma la sua bravura il giovane giocatore. E ancora per Ugherani al volo il numero 8, la possibilità di trovare immediatamente la doppietta personale. Ugherani in pressing con Rocha che dice senza fallo questo pressing, anche perché sarebbe stupido concedere il tiro libero a 8 secondi dal termine prima di andare al riposo. Ecco qua Belsito, palla in cassaforte per Belsito, pallone lanciato lungo e arriva anche la chiusura del primo tempo, che si conclude, come avete potuto vedere, come potete vedere dalla sovraimpressione del risultato, si conclude sul 2-0. Ricordiamo i marcatori: Bertoni, Ugherani sul finale, sul finire del primo tempo, con la formazione di casa che è riuscita appunto a sbloccare il risultato proprio nei minuti finali, con ricordiamo ancora una volta, dopo 16 minuti e 26 secondi per l'esattezza, la prima marcatura di Hector Rocha Bertoni e poi quella al 18° minuto e 17 secondi di Gabriele Ugherani. Andiamo a vedere anche i risultati dagli altri campi. Ricordiamo che questa è la partita che è iniziata più tardi rispetto alle altre. Acqua e Sapone 6, Bertella Aniene 1. Poi abbiamo l'Ital Service in vantaggio 7-1 contro il Real Arzignano. Latina Sandro Abate Avellino 2-1 è terminata. Real Rieti Futsal Genova 7-5 è terminata. Signor Prestito Caos Mantova 5-3 è appunto terminata. È ancora in corso Todis Lido di Ostia, Colmarx Pescara, e sono sul risultato di 4-4. Bene, per ora è tutto. Ribadiamo il risultato al termine della prima frazione di gioco: Came 2, Petrarca Padova 0, e ci risentiamo a inizio e ripresa.
Petrarca, palla do Son, un grosso applauso ai nostri ragazzi. Nuovamente in diretta qui dalla Pala do Son per questa 18ª giornata del campionato, del massimo campionato di futsal italiano tra Cameo do Son e Italian Coffee Petrarca Padova. Al termine del primo tempo il risultato vede la formazione di casa in vantaggio per 2-0. Prima della partita c'è stata anche una lieta sorpresa, una carambata, se così si può dire, da parte della formazione della Cameo do Son, visto che è stato presentato al pubblico di casa quello che sarà il nuovo innesto nella rosa di Silvio Rocha, vale a dire il pivot mancino proveniente dal Portogallo, indosserà la maglia 99 e si chiama Daniel. Quindi questo dal punto di vista del futsal mercato una notizia importante. Si parlava nelle scorse settimane quanto la Came stesse cercando un aiuto, per così dire, a un giocatore come Giappa proprio in quel ruolo, ed è stato trovato quindi a integrare maggiormente positivamente una rosa già importante come quella della Came, ma che per raggiungere certi obiettivi importanti ha la necessità di avere una lista di giocatori a propria disposizione altrettanto importante. Intanto vediamo che c'è il Petrarca Padova con questa iniziativa all'interno dell'area di rigore. C'erano le proteste da parte dei giocatori della panchina della compagine ospite per questa iniziativa all'interno dell'area di rigore della Came. Petrarca che ovviamente è entrata con la voglia di accorciare immediatamente il risultato, che la vede in svantaggio di 2 reti, nulla di compromesso a livello di calcio a 5, lo sappiamo benissimo. Questo risultato è come se fosse, non dico di parità, ma quasi. Possono accadere tantissime cose in pochissimi secondi nel futsal. Gli applausi per Giappa nonostante un suo errore. Per quanto riguarda i risultati dagli altri campi, come vi dicevo precedentemente, in ordine di tempo è l'ultima partita che è incominciata in questa 18ª giornata, e nel frattempo intanto vediamo questo tentativo del Petrarca con la chiusura di Igor, e poi trova il calcio d'angolo. Si sta, almeno per quanto riguarda il sito della divisione calcio a 5, si sta giocando oltre a questa partita ancora quella tra il Lido di Ostia e il Cormas Pescara, partita molto combattuta con il Cormas Pescara che ora sta vincendo 5-4. Ancora una volta c'è subito un fallo commesso dai giocatori di casa dopo 1 minuto e 30 secondi. Ricordiamo che dopo pochi minuti del primo tempo la Came ne aveva commessi 3. Sul punto di battuta c'è Dudu Costa che lascia l'incombenza poi a Alba, che trova pronto comunque Pietrangelo. Igor, e non ci penso 2 volte, troppo d'esterno, forse colpito questa volta di destro il pallone dal numero 17, che ritorna nei suoi compiti, diciamo, iniziali, ovvero quelli di difensore. Stava seguendo Cividini. Per poco facevamo una brutta fine. Io e il crono qui ce la siamo vista brutta su questa chiusura da parte di Murillo. Pallone che è finito in rimessa laterale per Dudu Costa. Ecco Vitale
pallone sulla destra lanciato in avanti in malo modo da parte di Alba, allarga le braccia il giocatore numero 7 della formazione Petrarca, poi Murillo, è buono il pallone dato lì all'indietro da Giappa, Igor, buona la giocata ancora della Kame, pallone che filtra per Giappa in mezzo a due avversari, Igor per Tiago Grippi, su di lui Cividini, Tiago Grippi per ancora Igor. Cercano di cambiare versante in velocità, vediamo Giappa per Murillo, il piattone sinistro che si alza sopra la traversa da parte del numero 21, con gli applausi comunque del pubblico di casa che si sta divertendo certamente in quest'ultimo periodo. Il pubblico di Fede Cam Dosson si sta divertendo e come, perché potrebbe arrivare eventualmente ancora un'ottima possibilità per la Cam di aumentare il filotto di risultati positivi in questa, diciamo, fase centrale della stagione dopo un inizio difficoltoso. Appunto con diverse sconfitte, tra queste anche quella subita nel girone d'andata in casa del Petrarca per 5-2. Vediamo Igor per Giappa, tanto sono passati 3 minuti e 5 secondi dall'inizio della seconda parte della gara di questo match, in cui ora vede la Cam nella metà campo del Petrarca. Igor, ennesimo tentativo da fuori con deviazione, pallone che si è alzato di pochissimo questa volta sopra la porta difesa da Moretti, angolo. Abbiamo sentito anche le indicazioni di Roscia con Igor che si sposta centralmente, pallone che stava per essere deviato nella propria porta da Vinicius, stava per arrivare quasi una autogol, per fortuna del Petrarca questo non è accaduto, e poi Igor, il piatto di Vitale e poi il successivo pallone che viene rimesso fuori da Dudu Costa, il capitano con il numero 4. Il classe 1987. Murillo, l'esterno sinistro che trova il palo esterno e poi in velocità sulla successiva deviazione il pallone che finisce fuori, l'intervento in uscita ottimo di Pietrangelo con gli applausi dei propri compagni dalla panchina. Giappa rallenta il gioco, però trova anche la possibilità di servire Murillo, e poi Grippi, dall'altra parte Igor in velocità, c'è il fallo, Giappa rimane su, dice che Giappa se la va a prendere un po' con l'arbitro, deve fare attenzione a non beccarsi il fallo e il cartellino giallo per inutili proteste a questo punto della partita, e il gol da parte di Igor, che dopo aver tentato varie volte dalla lunga distanza, dalla brevissima trova il 3-0 a favore della Cam Dosson. E si tratta del sesto gol stagionale per Igor, che bacia la maglia, e quindi arriva il 3-0 a 15:46 al termine della partita, e sicuramente avere 3 gol di vantaggio in questa situazione è davvero importante. Ci ha messo un po' nel primo tempo per trovare il gol la Came, ma poi pian pianino è riuscita a trovare, diciamo, con delle iniziative importanti, e c'è il gol! E c'è il gol del Petrarca, botta e risposta tra le due formazioni venete, la rete da parte del numero 3 Cividini, il sesto gol in questa stagione
per Cividini a 15:21. Sono bastati pochissimi secondi di gioco, di tempo effettivo, perché il Petrarca riuscisse con Cividini ad accorciare le distanze, quindi come se fosse un nulla di fatto. Dopo il 2-0 del primo tempo siamo in questa ripresa sull'1-1, un botta e risposta tra le due formazioni, partita apertissima come vi dicevo quando eravamo sul 2-0, e lo ridico appunto con questo risultato di 3-1. Sembrava aver trovato la via giusta, la via tranquilla per cercare di gestire al meglio la partita, ma vedete appunto stavamo parlando della Cam Dossono ovviamente, ma vedete come queste cose cambino velocemente. È stato ottimo il diagonale del giocatore del Petrarca, che non ha trovato la giusta opposizione, diciamo per così dire, da parte di Pietrangelo. Giappa, Ugherani sbaglia il controllo del pallone, poi con la punta lo dà a Belsito. Fase un po' di confusione sul rettangolo di gioco, con la decisione da parte dell'arbitro che indica e dà la rimessa laterale a favore della Cam Dossona. A 14:36 Belsito spara sul giocatore avversario, poi con la mano destra è riuscito a mettere il pallone fuori. Giappa su di lui c'è Vitale, parte il tiro interno destro, cercando forse il pallone un po' a giro. Giappa non è riuscito per un soffio a trovare la quarta marcatura a favore della Cam Dosson. Pallone ora gestito male dal Petrarca, dal numero 21 Vinicius. Ora Ugherani perde il pallone, Vitale sul cerco centrale del campo, smista sulla sinistra per Del Pizzo, carambola che favorisce la Cam, poi Ugherani cerca una specie di pallonetto sul quale non si fa sorprendere Del Pizzo e rimette il pallone fuori. Il pallone è recuperato e il gol, il 3-2 a sorpresa da parte dell'Italian Coffee Petrarca, ed è stato Shaker a mettere il pallone in rete a 13:58 dal termine 3-2 con Shaker, e quindi partita, se avevamo detto prima riaperta, ora è sicuramente riapertissima, e quindi questo 1-2 improvviso da parte della formazione del Petrarca evidentemente è andato giù di tono l'attenzione della formazione di casa, che ora si trova a dover nuovamente lottare come se fosse ancora situazione di parità o quasi, con l'ottima fase di questa partita dell'Ital Coffee Petrarca, che ha trovato la rete del 3-2, e quindi vedremo se sulle ali dell'entusiasmo riuscirà un'incredibile rimonta al Petrarca. C'è un po' di paura evidentemente in campo per quanto riguarda la Cam, che deve riprendersi un po' da questo shock di questa fase del match che la vede evidentemente in difficoltà. Ci riprova ancora il Petrarca con il numero 21 Vinicius Sardella, e certamente si sta vedendo ampiamente la difficoltà della Cam in questa situazione, e sull'alien dell'entusiasmo invece il Petrarca Padova sta cercando di alzare il ritmo, di riportarsi in parità. La chiusura di Pietrangelo sull'iniziativa di Vitale. Juanfran per Belsito, pallone per Ugherani che non riesce
a trattenerlo, e quindi la rimessa laterale a favore del Petrarca. Dudu Costa si lotta su questo pallone, ancora per Bertoni che non riesce a raggiungere il pallone con Juan Fran che indica al proprio compagno di rimanere in avanti, e quindi ripieghiamo la situazione. 3-2 ad Igor. In questo secondo tempo hanno risposto Cividini e Schacker in questi primi minuti del secondo tempo. Ne mancano ancora tanti, lunghissima la partita, ben 12 minuti e 13 secondi al termine del match. Juan Fran cerca di andarsene via, il pallone che è fermato con il braccio, c'è anche il cartellino giallo per Del Pizzo mi pare, il numero 6, dovrebbe essere stato il numero 6 ad essere ammonito. Esatto, il numero 6 Del Pizzo ammonito. Il primo minuto di questa partita a 12:05. Vediamo Bertoni, un po' più indietro Ugherani sul primo palo, Belsito è larghissimo sulla destra. Murillo, due uomini del Petrarca sui pali, una barriera praticamente formata a due assieme al portiere. Più in avanti c'è Dudu Costa, Bertoni per Ugherani, per Murillo, parte il tiro troppo debole, poi la palla all'indietro con il colpo di testa di Pietrangelo che lo spara direttamente dall'altra parte. Belsito era in fase avanzata, ha cercato di coprire il pallone di testa ma non c'è riuscito. Si lotta con Alba, poi il puntone di Bertoni, esce Ugherani, entra Juan Fran, Capitan Dudu Costa mette in difficoltà un po' Alba, e poi il pallone messo fuori su questo pressing in avanti della Cam da parte di Del Pizzo. E certamente giocare un infrasettimanale è sempre un po' una incognita, perché non accade spesso, a parte le partite di Coppa, che queste società giochino partite così ravvicinate, se non ovviamente poi in occasione di competizioni di Final 8 di Coppa Italia o di Coppa di Divisione, ma lì è un altro discorso. Intanto c'è Belsito che ha commesso il fallo, poi parlato con l'arbitro. Si tratta del secondo fallo in questo secondo tempo a 11:10 dal termine della partita, con il risultato apertissimo di 3-2. Altro fallo, questa volta è Murillo, il fallo commesso su Alba, terzo fallo. Siamo sulla metà campo con il pallone che è gestito dal Petrarca per Alba. Ancora Del Pizzo protagonista, sta parlando con l'arbitro, ha guadagnato una rimessa laterale, ma questa volta il Petrarca deve partire all'interno della propria metà campo. Pallone per Alba sulla banda, ancora per Dudu Costa, nuovamente per Alba. La scelta errata questa volta del Petrarca, che è impedita da Bertoni, che non permette l'avanzamento della squadra avversaria. Bertoni per Giappa, l'anticipo del difensore avversario, poi gestione
di un Alba che si è alzato di livello in questa ripresa. Vediamo il palleggio, il tentativo da parte di Alba e l'avevamo visto. Alba trova il rete del pareggio, 3-3. Alba a 10:14 dalla fine, il 3-3 della parte del Petrarca Padova dell'Ital Coffee, derby apertissimo che si è riaperto all'improvviso in questa prima parte del secondo tempo, col Petrarca Padova capace di realizzare 3 reti dopo essere stato sotto di 3 marcature realizzate dalla Kame. Questa volta c'è il fallo subito da Igor, che fa pace comunque con Vinicius, e quindi avevamo visto in surplus la possibilità da parte del giocatore del Petrarca, che ha trovato un'ottima triangolazione e ha messo poi il pallone in rete. E dall'altra parte ancora il tentativo della Kame Dosson di mantenere alto il proprio baricentro con le indicazioni di Giampaolo con il proprio capitano Dudu Costa. Intanto da questa parte c'è pronto a rientrare in campo Tiago Grippi. Siamo al 9:28 al termine della partita. Ecco qua Bertoni che ha fatto il suo, rientra in campo Tiago Grippi con Murillo, che rimetterà in moto l'azione della propria squadra, della Kame Dosson, che è in vantaggio per 3-0 ed è stata recuperata in velocità Igor. Il pallone recuperato da Tiago Grippi, ancora per Igor. Igor prova il pallone girato da Murillo, che ha cercato di trovare il gran gol, e c'è un cartellino giallo nel frattempo vediamo per quale giocatore, per il 4, Dudu Costa. Quindi Dudu Costa ammonito per proteste, evidentemente è stato ammonito, quindi Dudu Costa, il 4. Murillo, attenzione, spalla alla porta per Giappa, mette il pallone in mezzo sul primo palo. La chiusura di Moretti che non si fa sorprendere, cerca il pallone lungo con le mani, poi decide di darlo lateralmente più vicino a Vitale, che rilancia in avanti, ma in una zona dove non ci sono compagni di squadra, e quindi Pietrangelo per Igor. Pallone per Tiago Grippi, parte il tiro, pallone che si alza e va a finire fuori dal campo, con le indicazioni di Murillo sul da farsi. Eccolo qui Igor, su di lui c'è Vitale, parte il puntone e poi la chiusura in 2 tempi di Moretti, che ha tenuto viva sicuramente la partita, in particolare durante il primo tempo, con le tantissime occasioni difensive controllate dall'estremo difensore del Petrarca. Riparte l'azione della formazione del quintetto in divisa rossa, ma non va a buon fine, anzi finisce direttamente in fallo, in rimessa laterale. Giappa, spalle alle porte, controlla il pallone per Murillo.
ha sbagliato il passaggio, poi il contatto sul pallone, ancora Murillo per Giappa, Thiago Grippi nuovamente per Igor, Giappa, velocità per Murillo, parte il sinistro del numero 21 che si dà una grattatina di testa, avrebbe voluto maggiore pericolosità all'uscita del pallone dal proprio piede mancino il giocatore della Came. Dall'altra parte c'è Pietrangelo che entra in contatto con il giocatore del Petrarca, vale a dire il numero 3 Cividini, ricordiamo autore della marcatura iniziale della rincorsa del Petrarca, del 3-1 in sostanza, poi il 3-2 realizzato da Schacker e il 3-3 di Alba per questa situazione che vede però dall'altra parte ancora Giappa scaldare le mani del sempre presente Moretti, del sempre attento numero 19 del Petrarca. Quando mancano 7 minuti e 15 può succedere di tutto in questo match. Igor e poi la rete e la marcatura di Murillo che arriva a 7 minuti e 11 secondi dal termine della partita per il 7° gol stagionale da parte del numero 21. E quindi si riporta in vantaggio nuovamente la Came Dosson, una partita davvero bella, divertente per un derby veneto che sta facendo vedere quanto sia di alto livello il futsal nella regione Veneto, con una Came Dosson che dall'alto della sua classifica aveva tutte le possibilità dal punto di vista previsionali di vincere facilmente questa partita contro il Petrarca Padova, ma abbiamo visto quanto sia comunque difficile vincere contro chiunque. Comunque il gol arrivato da parte della Came che ha riportato la formazione bianco-blu in vantaggio con la rete di Murillo, e ora siamo a 6 minuti e 52 dal termine del match. E quasi stava per commettere un autogol Pietrangelo. Poi c'era stato anche l'intervento di Thiago Grippi, il pallone è finito dall'altra parte, un indemoniato Silvio Roscia fa difficoltà a mantenersi all'interno della propria area tecnica. Intanto dall'altra parte c'è Igor che si blocca, gestisce ottimamente il pallone, gli applausi dalla propria panchina da parte del pubblico di casa, un Igor che ha giocato una buona partita, gli applausi a scena aperta per quanto fatto vedere sino ad ora dal numero 17 della formazione della Came Dosson, che ora sta respirando sul cerchio centrale del campo e riceve ora il pallone. Giappa per Thiago Grippi non riesce a superare Alba, poi mette il pallone fuori dal campo con Alba che aveva cercato di andarsene via. Il pallone che dall'altra parte attendiamo che venga consegnato qui vicino alla nostra postazione al numero 6 del Pizzo, classe 1983. Vediamo che c'è una punizione di seconda a favore del Petrarca. Rincorre il pallone, vediamo con molta velocità e molta voglia di fare azioni, che aveva visto che i giocatori avversari stavano lì un po' troppo a guardare, si è inserito
su quella zona del campo il giocatore della Came, e poi ora c'è Tiago Grippi che è caduto a terra, ma l'arbitro ha fatto proseguire. C'è la possibilità con il Pizzo, con il pallone che si è alzato, ma ora è Pietrangelo per Ugherani, sfera che non viene mantenuta in campo dal giocatore classe 1994. E sono ora fasi importanti di questa finale di match, perché c'è ora il portiere di movimento scelto da Giampaolo. Vediamo con la maglia verde Dudu Costa, eccolo qui in possesso di palla, un portiere di movimento che nel primo tempo, anche se non c'era la necessità dal punto di vista del recuperare il risultato, aveva dato grossi problemi difensivi al Petrarca, con l'utilizzo in quella situazione dal punto di vista tattico eccellente da parte di Rocha. Questa volta vediamo che c'è giocatore della Came a terra che si sta toccando il volto. Da questa parte invece il portiere di movimento è utilizzato perché la squadra del Petrarca è in svantaggio per 4-3 e lo ricordiamo. Intanto si rialza Ugherani, lo ricordiamo che il risultato era sul 3-0 a inizio ripresa, poi progressivamente ha accorciato le distanze la compagine ospite portandosi sul 3-3, e poi Murillo ha segnato la quarta marcatura a favore della Came. La chiusura di Pietrangelo in collaborazione con Ugherani, che si lamenta ancora. Noi siamo un po' coperti dalla nostra visuale da Giappa e da Belsito, che sono pronti a rientrare in campo il prima possibile. Dudu Costa, Vitale, numero 12, ancora in possesso di palla per Del Pizzo. Alba, Vitale si porta il pallone fuori, ma l'ultimo tocco è di Igor. Vitale entra in campo nel frattempo Cividini. Azzoni interviene sulla traiettoria. Vediamo largo, qui vicino a noi c'è Alba, vediamo che viene proprio lui servito. Alba, autore del momentaneo 3-3, si alza un po' la pressione sui portatori di palla da parte della Came, poi torna indietro Grippi, mantiene il possesso, cerca di girarsi. Pietrangelo ha la possibilità di dare il pallone ora solo in questo istante a Grippi. Igor, attenzione che il Petrarca decide di non far entrare il portiere diciamo di competenza, poi sbaglia il passaggio verso Azzoni. Grippi ne può approfittare, quindi il Petrarca Padova, l'Italia Coffee Petrarca Padova. Vitale, pallone all'indietro per Del Pizzo. Dudu Costa, il pressing alto, pallone che viene dato a Igor per questa rimessa laterale. Igor, pallone all'indietro ancora una volta, il Petrarca, attenzione, Azzoni, e sul portiere di movimento Dudu Costa decide di lanciare in avanti. Belsito, Ugherani, rilancio, Giappa, il pallonetto, e non una grande scelta da parte di Giappa, dobbiamo dirlo, contro un giocatore che non è un portiere. Avrebbe potuto anche fare diversamente. E dall'altra parte la grandissima risposta di Pietrangelo, e
la chiusura da parte di Del Pizzo. E grandissima è stata la risposta sul precedente tiro da parte di Pietrangelo, che ci ha messo davvero una pezza in questa fase di partita a favore della Came, e poi stessa Came che non ha sfruttato al meglio la possibilità di portarsi nuovamente in rete, di trovare eventualmente la quinta marcatura. Mancano 2 minuti e 49 secondi. Ora con la maglia verde, col portiere di movimento, c'è Vinicius Sardella. Del Pizzo, Vinicius, Del Pizzo, Vinicius, Vitale cerca di andarsene via su quella situazione, cade a terra il giocatore, l'arbitro fa proseguire, Vitale rimane a terra, ora si rialza, Vinicius dall'altra parte, prova il sinistro, il pallone che si alza, ribattuto dalle difese della Came, che finisce sul fondo. 2 minuti e 13 secondi sul risultato di 4-3. La Came deve stringere i denti per portare a casa gli ulteriori 3 punti. Entra in campo Murillo al posto di Igor. Si rallentano le operazioni anche per far rifiatare i giocatori in campo sia da una parte che dall'altra. Mancano 2 minuti e 09 secondi. Pietrangelo, rilancio, Giappa mette a terra il pallone, lo protegge, il pallone per Murillo! Murillo! Trova in corsa un grandissimo gol! A 120 secondi dal termine del match, il 5-3 del Came Dosson contro il Petrarca Padova. La partita comunque non è finita, mancano 120 secondi, siamo sul 5-3, vedremo quale sarà la voglia di cercare di accorciare immediatamente le distanze da parte del Petrarca. Più che la voglia, diciamo, la tecnica, la tattica, la decisione, la volontà e la bravura per trovare nuovamente accorciare le distanze, ma ci pensa Pietrangelo intanto a chiudere come una saracinesca la propria porta. Petrarca ora con Vinicius che dà il pallone a Del Pizzo per Schacker, 1-2, prova a allargare il gioco dall'altra parte con Alba e poi il tiro, ancora pericolosissima la formazione di Giampaolo che sul 5-3 ha proprio sfavore, deve recuperare 2 reti quando mancano 1 minuto e 20 secondi al termine. Scorre il tempo, il crono è amico ovviamente della Came Dosson, a 1 minuto e 10 secondi, pallone che finisce in rimessa laterale con la punta. Tiago Grippi fa finire il pallone fuori e intanto c'è il time out. Davvero grandissimo livello, grandissime emozioni di questa partita in diretta su PMG Sport Futsal e su Repubblica.it per questo derbissimo tra la Came Dosson e il Petrarca Padova. Intanto andiamo a riepilogare i risultati, diciamo, finali di questa 18ª giornata. In velocità l'Acque Sapone ha vinto 6-1 contro l'Aniene, Feldi Eboli 2, Meta Catania 2, l'Ital Service Pesaro 7-1 contro il Reale Arzignano, 2-1 a sorpresa dell'Attina contro il Sandro Abete Avellino, Real Rieti 7, Futsal Genova 5, Signor Prestito CMB 5, Mantova 3,
Todis Lido di Ostia 5, Colmar Pescara 6. Questi i risultati finali e ora a 68 secondi dal termine andiamo a vivere le fasi emozionanti di questo finale di partita. Vinicius sbaglia tutto, siamo a meno di un minuto dal termine, a 59 secondi e 8. Tiago Grippi tocca far ribalzare il pallone sul corpo di Cividini, autore, ricordiamo, di un gol in questa partita. Pietrangelo, pallone lungo per Giappa, che è stato importantissimo come uomo assist, in particolare nell'ultima rete realizzata da Murillo in corsa da parte del numero 21. Tiago Grippi, l'anticipo, pallone che viene mantenuto in campo e poi c'è Schacker che spara altissimo a 44 secondi e 3. Vediamo il presidente della Came Zanetti che sta passeggiando nervosamente. Mancano 38 secondi. Tiago Grippi, pallone che finisce fuori del Pizzo. Ancora del Pizzo, c'è Igor che incita Giappa per questa situazione in cui è riuscito a fermare ancora l'azione del Petrarca a 31 secondi e 9. Vinicius, bel sito, il colpo di testa, pallone che finisce fuori. Ugherani, parte il tiro, mancano 19 secondi, 17 e 1. Con questa una delle ultime possibilità da parte del Petrarca Padova di trovare la via del gol. Pallone per Vinicius, scorre il tempo del Pizzo, parte il tiro, mancano ormai pochissimi secondi, ormai per la Came è fatta. Game over qui al Paladosson con la vittoria della Came contro l'Italian Coffee Petrarca per 5-3. Davvero una grandissima partita tra le due compagini. Sicuramente la differenza di classifica non si è vista e allora andiamo a rivedere i marcatori di questo match. Si è riportata sul 3-0 la Came Dosson con Bertoni Ugherani al 16° minuto e 26 secondi, al 18° minuto e 17 nel primo tempo. Si andava sul riposo sul 2-0 dopo il 3-0 di Igor nella ripresa dopo 4 minuti e 14, ma poi c'è stata la rincorsa vincente per ora in quella fase della partita dell'Italian Coffee Petrarca, il 3-1 di Cividini, il 3-2 di Schacker, il 3-3 di Jorge Alba, ma poi la chiusa, la doppietta di Murillo Schiocchet al 12° minuto e 49 e a 120 secondi dal termine della partita, che ha portato il risultato sul definitivo 5-3. È davvero tutto quindi dal Paladosson. Spero che tutti quanti si siano divertiti nel seguire con noi questo interessantissimo match. Andrea Martucci, che vi ha fatto la telecronaca di questa partita, e Italo Morao dalla regia vi salutano e vi danno appuntamento al prossimo match interno della formazione della Came Dosson.